Pronto? È pronto il signor Vittorio? Chi è? Mi chiamo Franz Emanuele. Sì? Ecco, niente, io sto dirigendo un convegno a tema fede e scienza che si svolgerà a Udine. Ci sono tra l'altro anche Don Alessio Geretti con il quale lei ha collaborato, mi sembra, no? Mi ha parlato molto bene di lei. E volevo chiederle se potevo eventualmente farle giusto una piccola intervista anche al telefono per non disturbarla molto su alcune tematiche come la crisi dei valori e cose del genere. Sì, Ah, posso... cosa lo faccio? Ah, va bene, grazie. Ecco, niente, volevo chiederle, appunto, la domanda che tutti faremo è se intanto se oggi sembra che sia solo la scienza a parlare, la fede è stata relegata quasi a una cosa anacronistica. Ecco, secondo lei, cioè fede e scienza possono ancora dialogare oppure no? Certo, devono dialogare, ma non hanno ancora cominciato a farlo, per cui parliamo di un equivoco rispetto alle due culture che non è ancora risolto. Se ne parla, ma non è stato affrontato. Quindi può capitare sempre qualcosa come Montechiari, di una schizofrenia della, della precisazione. La città di amministrare tutti noi non suoi. Ma perché per esempio Mancuso a me diceva che la fede di uno scienziato è un fatto suo privato che non deve entrare appunto nella sua ricerca pubblica. Quindi la fede in senso generale, anche l'amore per la bellezza, per l'ignoto, per il mistero, cioè... E non c'è dubbio. eh. Beh, ecco, questa crisi generalizzata degli ultimi 50 anni, ecco, cioè è più facile che sia la scienza a farci uscire da questa crisi o magari una riscoperta di valori come appunto un progetto intelligente o... È difficile dirlo perché non c'è una percezione precisa. Abbiamo gli intellettuali di incidere oggi molto, molto modeste, quindi puoi fare solo delle riflessioni sul cambiamento dei tempi e sulla distanza dalle cose che ha determinato i rapporti. E un'ultima domanda che le volevo chiedere è appunto se lei dovesse dare un consiglio ai giovani su come appunto affrontare una vita estromessa dal dubbio, dalla crisi, cioè che consigli si potrebbe dare a un giovane? A un giovane di fare qualunque cosa per contraddire la giovinezza e fare soltanto quello che gli appassiona, evitare, salvo che non lo faccia cinicamente, di fare un lavoro che dà un reddito per essere liberi quando non si fa quel lavoro, e forse peggio di fare un lavoro come a Leonardo che corrispondeva alle sue inclinazioni, quindi lui riduceva in realtà perché non poteva rappresentare il cielo gli altri elementi, però bisogna sentire come panchi psichici